Eccoci qua, allora vi presento subito il nostro primo interlocutore, il nostro primo esperto. Ben ritrovato, ben ritornato qui con noi in studio, il presidente di Vega, del gruppo Vega Engineering, Vega Formazione, Mauro Rossato. Grazie di essere qui con noi, presidente. Grazie a voi dell'opportunità. Allora, quando abbiamo voi ospiti, e questa volta c'è il Presidente, i temi purtroppo vertono su un'analisi che voi fate costantemente e in modo molto attento sul territorio, che riguarda gli incidenti sul luogo di lavoro o in itinere, quindi le morti bianche, le morti causate da attività lavorativa che vengono svolte. Ci sono poi incidenti, e questo ce lo sottolineo tanti telespettatori, di cui si parla forse anche meno, che però rendono menomano la persona, quindi incidenti che provocano delle invalidità, non la morte, però ovviamente per molti è la morte psicologica, fisica e anche per la famiglia, sono ugualmente invalidanti, hanno numeri diversi di cui non parliamo in questa occasione, però ugualmente riguardano sempre l'ambito lavorativo. Quello che ci lascia sconvolti e stupefatti è che di questi temi si parla quando succede un incidente, soprattutto se riguarda poi un giovane o una giovane, e allora è il momento. Poi si sottace il tutto, però continuano a verificarsi. Dal vostro osservatorio, che cosa emerge nel tempo? Se lei dovesse guardare da adesso indietro, e dopo diremo perché da adesso, perché per voi come Vega Engineering è stato un momento importante e significativo, ma ve lo racconterò tra poco. Che cosa nota? Allora, noi monitoriamo il fenomeno degli infortuni da oltre 12 anni ormai. C'è una maggiore sensibilizzazione, c'è una maggiore sensibilità, diciamo, su questo tema, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni. Che cosa cambia? I numeri non stanno cambiando. Se guardiamo anche i primi 4 mesi di quest'anno, possiamo dirci a livello italiano che qualcosa sembra migliorato, ma in realtà abbiamo sempre il Covid, che quest'anno sta colpendo meno per fortuna rispetto all'anno scorso, e di conseguenza se a fronte di dati numerici che sembrano buoni, cioè un numero di morti sul lavoro inferiore del 15% rispetto ai primi mesi dell'anno scorso, in realtà è dovuto solo al Covid, in quanto colpisce meno, ci sono molti meno morti anche sul lavoro Covid rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. Quindi il fenomeno in realtà degli infortuni veri che si determinano in azienda non è migliorato, ma sta peggiorando. Sta peggiorando. Sta peggiorando quest'anno. Questa è una cosa abbastanza inverosimile comunque, perché passa il tempo, ci sono sempre più aggiornamenti, c'è più sensibilità nel fare anche la formazione, nel premunire i lavoratori di tutte quelle strutture che potrebbero essere necessarie per lavorare al meglio. Passano i decenni, perché poi tra l'altro è passato, però non c'è un significativo miglioramento, se non quando appunto si lavora di meno oppure ci sono altri fattori che entrano in gioco. Ma è mai possibile questo? Allora, le dicevo che rispetto all'anno scorso sulla carta sembra che migliori, ma in realtà se andiamo a depurare dal Covid siamo peggiorati, ma in realtà negli ultimi 5-6 anni abbiamo una stabilizzazione, abbiamo sempre numeri che sfiorano i 1200 persone che perdono la vita ogni anno, senza contare ovviamente, come diceva lei, gli infortuni che non determinano la morte. Addirittura quest'anno, i primi mesi di quest'anno, i primi 4 mesi, abbiamo un incremento degli infortuni sul lavoro pari al 45%, che è un incremento del 45%. È un dato incredibile, il 45% in più rispetto all'anno scorso, e questo ci fa riflettere. Anche questo è dovuto al Covid. Per fortuna il Covid non uccide più nella stragrande maggioranza dei casi, però comunque chi contrae il Covid nei luoghi di lavoro naturalmente comunica all'INEL e quindi vengono riconosciuti come infortunio sul lavoro anche questi. Per chi lo contrae in azienda quindi viene comunicato all'INEL questo, quindi rientra nel soprattutto nel settore sanitario ovviamente.